Buongiorno a tutti ragazzi, come volevo farvi capire, per l'Epifania diciamo che tutti quanti i meteo, quindi i principali centri di calcolo meteo, quindi hanno confermato questa tendenza, diciamo che arriverà, diciamo, un vero e proprio raid polare che, diciamo, riporterebbe, se confermato, ragazzi, freddo e neve su alcune aree del nostro paese. Quindi, ciao Lollo, buona giornata. Quindi la ragione giustamente è che fra pochi giorni arriverà questo anticiclone, quindi le temperature saliranno normalmente, non esageratamente, però poi questo anticiclone, ragazzi, salirà un'altra volta, quindi a nord. Quindi automaticamente salendo a nord farà discendere aria fredda, diciamo, dai Balcani, quindi ed entrerà nel nostro paese. Quindi però a differenza delle altre volte, ragazzi, non interesserà, guarda caso, questa è la seconda volta che succede sta cosa, il nord Italia, bensì le, diciamo, regioni adriatiche e quelle del sud. Quindi non sarà una cosa che interesserà il nord Italia, ma bensì una parte delle regioni adriatiche, quindi centro-meridionali. Quindi in effetti saranno pochi gli effetti sul fronte meteo al nord, quindi ci sarà, diciamo, al massimo, diciamo, in Valpadana, come al solito, un sacco di nebbia. Invece, secondo, diciamo, le ultime previsioni di tutti i meteo, quindi italiani, esteri, tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio ci sarà, diciamo, questa picchiata, diciamo, freddo e neve che deve arrivare, diciamo, al centro e al sud. Quindi, diciamo, tra il 6 e 7 arriverà questa ondata di freddo, anche se, ripeto, ragazzi, non è stata confermata. Quindi, diciamo che adesso i principali modelli meteo fanno vedere questa evoluzione così. Quindi, se rimane tutto come sta adesso, ragazzi, allora si avrà questo, diciamo, freddo e neve. Se invece poi si dovrebbe spostare qualcosina, quindi che diciamo questa alta pressione che adesso incomincerà ad aumentare mano a mano, oggi è soleggiato, domani sarà soleggiato ancora, quindi poi questo anticiclone, questo caldo salirà al nord e farà scendere aria fredda, diciamo in Europa e quindi anche in Italia, però al centro e al sud e non al nord, come si può pensare, anche se è strano, ma è così. Quindi se capiterà così, allora sì, ma se no ci sarà l'alta pressione, quindi dobbiamo aspettare ancora un pochino, anche se tutti i meteo, tutti quanti a dire Befana, neve e gelo, quindi diciamo se cercate adesso su Google, su tutti i motori di ricerca, ogni parte che leggete, raid polare, freddo e neve, ecco cosa accadrà all'Italia, quindi diciamo che irruzione gelo polare, quindi diciamo che è una previsione, ragazzi, non è che sia attendibile al 100%, diciamo che la probabilità è al 60%, quindi dobbiamo ancora aspettare un pochino, non dimentichiamoci che oggi è uno, ci mancano 5 giorni, diciamo, quindi in 5 giorni può accadere veramente di tutto. Quindi diciamo che è la fonte che tutti quanti stanno dicendo perché facendo il calcolo meteo dal satellite si vede così, però non è detto che debba accadere così veramente, quindi può cambiare facilmente. Io perciò l'ho fatto così a livello giusto per farlo così brevemente, però non confermo, diciamo, questa cosa, diciamo, diciamo di freddo e gelo, perché, ripeto, può cambiare tutto improvvisamente, quindi la previsione, come sempre, io la farò il giorno prima, quindi stiamo sicuri al 100% che non potremmo sbagliare quasi mai, quindi ho voluto fare perché tutti quanti a domandarmi alla Befana arriva sto freddo, sto gelo, sì, è previsto, però ragazzi, aspettiamo giustamente il giorno 5 per capire veramente che tempo farà, quindi posso dirvi adesso farà freddo e poi è capace che 6 ci stia sole, quindi è inutile che ve lo dico adesso. Come sta l'evoluzione meteo adesso? Sì,
ci sarà il freddo, il gelo e neve, però deve rimanere come sta la situazione adesso, meteo adesso. Basta che cambi una piccola virgola, ragazzi, e la previsione è saltata. Quindi, ciao Giovanni. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Basta un nulla, un po' di vento che sposta una perturbazione, una cosa, e la previsione non è giusta. Quindi aspettiamo sempre il giorno prima, diciamo così, che è meglio. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione, quindi buon appetito perché fra poco penso che tutti quanti, pure a te Giovanni, quindi starete a tavola fra poco, quindi ci sentiamo più tardi, pure a te Giovanni, e vedremo qualche altro video che troverò sicuramente prima, diciamo, di sera, quindi sicuramente farò qualche diretta, quindi farò qualche diretta direttamente da casa, anche perché oggi ricordiamo è un giorno che stiamo, diciamo, dei fratelli, dei parenti, quindi difficilmente potrò fare altri video al di fuori di questi due che ho fatto, quindi massimo farò qualche diretta, qualche tombolata. Grazie Giovanni. Quindi se qualche volta vuoi sapere qualche video, qualche cosa, basta che me lo scrivi, dici Giuseppe, io voglio sapere questo, me lo puoi fare, me lo puoi dire. Quindi non è un problema, come sempre dico a tutti, se qualcuno vuole qualche notizia in particolare, grazie Giovanni, non c'è problema, io la cerco e poi faccio il video, quindi che ne so, uno piace i fantasmi, un altro piace, vuole sapere il meteo, un altro piace un'altra cosa, poi in base all'argomento non ci saranno problemi, basta che sia nel mio campo, diciamo, nel mio coso. Grazie Giovanni. Quindi basta che sono le notizie che io faccio puntualmente. Religione è un po' particolare perché religione si bisticciano sempre tutte al finale, quindi però UFA, alieni, complottismi, tutto quello che vuoi, non c'è problema. Quindi cerchiamo l'argomento e facciamo il video, non è un problema per tutti ragazzi. Quindi ragazzi, buon appetito a tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti. Sì, sì. A dopo ragazzi, sì.